del White Angel, cultura e divertimento a... Ok. Up and down on my body, make me feel your size, daddy, move it on, shake it on. Are you ready? Up and down on my body, make me feel your size, daddy, move it on. Streetnews.it va dritto al mondo degli eventi. È altissima la percentuale di giovani che frequentano i locali durante i weekend, come locali come pub, discoteche, bar. Questa sera la nostra redazione si è spostata qui al White Angel. È in corso una serata molto particolare in un contesto di divertimento. Noi proveremo a realizzare un piccolo esperimento. Vedremo di pescare un po' di ragazzi, un po' di persone che sono qua a trascorrere la serata, e con loro effettueremo una rassegna stampa. Questo perché? Perché vogliamo verificare un po' il modo di approcciarsi dei ragazzi alla cultura in un contesto appunto di divertimento. E allora catturiamo un po' di immagini e ci guardiamo il servizio streetnews.it. Divertimento e cultura a braccetto. Al White Angel Club. Divertimento e cultura? Ok. Macchina è riuscita a battere in una serie di moltissime partite la maggior parte dei campioni di poker attualmente in carica. Un esempio di come il modo di ragionare delle macchine si sta avvicinando a quello delle persone. Buonasera ragazzi, io sono Gold Queen. Siamo qui per praticamente mi hanno raccomandato come fossi una giornalista. Io mi incimento, mi improvviso. Allora praticamente sto qui per dirvi che allora a presto ci saranno 3 termini web che praticamente potrebbero diventare parole ufficiali del nostro dizionario della lingua italiana. Allora passiamo al primo. Il primo è jangle, che praticamente è un misto tra single e genitori, ovvero genitori single. Il secondo termine scusate perché non riesco a leggere bene, è insupposo, un qualsiasi tipo di biscotto che non sappiamo che biscotto è, un biscotto che viene insuppato o nel latte o in qualsiasi forma liquida. Quindi questo potrebbe essere un altro termine che arriverà nei nostri dizionari garzante. L'ultimo termine che l'ha coniato un bambino di nome Andrea è petaloso. È praticamente un termine di moda che va a sottolineare tutto quello che so di primavera, petaloso. Io opterei per insupposo, che è meglio inzuppare un biscotto che essere petalosi. Quindi io vi saluto e un bacio dalla Gold Queen. Ciao, sono Viviana e volevo porvi un quesito essenziale. Ma sapete quanto dormono le persone di successo? C'è chi non va oltre le 4 ore a notte e che invece non ha problemi a tirare fino alle 8. Tra molte allodole e pochi gufi, ecco quanto dura il riposo di chi ha compiti di vera responsabilità. Ad esempio, Donald Trump, che è il 45esimo presidente degli Stati Uniti, avrà anche rinunciato al tradizionale jogging mattutino caro ai suoi predecessori. Tuttavia, è noto per le sue brevissime notti di sonno, 3-4 ore al massimo. E invece Zuckerberg, sapete chi è Zuckerberg, vero? Per fortuna non tutti gli imprenditori di successo rinunciano al sonno. Il papà di Facebook si sveglia in genere alle 8 o più tardi se la sera prima è rimasto a parlare con i suoi collaboratori. Ciao da Viviana, buona serata. You are my loneliness. Ciao a
tutti, io sono Miki Vetillo direttamente dal Drag Factor e questa volta voglio leggervi una notizia per quanto riguarda il mondo della tinta termosensibile per capelli. Quando cambia la temperatura cambia anche il colore dei capelli, è meno resistente delle normali tinte, che però restano sempre noiosamente uguali. Si chiama Fire, venduta come la risposta definitiva al problema del colore dei capelli, una tintura che cambia tono e colore a seconda delle temperature e che può assumere una gamma pressoché infinita di sfumature, una tinta interattiva con l'ambiente. Ciao a tutti da Miki Vetillo. Another loneliness, another passion, another pain. You are my love, you are my loneliness. Al White Angel Club, divertimento e cultura. Ok,